Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Ben ritrovate amiche e amici di 131. Non so, oggi è difficile ragazzi, oggi è difficile proprio essere tranquilli e svagati come tutti gli APERITORRES, perché vigilia di Bra-Torres, vigilia di gara 1 come direbbero nel basket, ma conviene lasciar stare il basket in chiave sassarese per alcune settimane, dell'andata dei play-out per i rossoblù di Alfonso Greco. C'è tanto da dire, c'è tanto da parlare, c'è tanto da sperare in questa salvezza della Torres. Serve la vera Torres, una Torres che ha sprecato tante occasioni in stagione e ora è chiamata a non sprecarne altre. E come sempre, per fortuna, abbiamo quel raggio di speranza che è il bellissimo Andrea Antonio Olmeo. Ben ritrovato, Andrea. Ciao Roby, ciao a tutti, buonasera. Quando tu hai fatto quell'ingresso così si docca. Bravo, bravo. Ecco. Io stavo per dire ciao, sono Roberto e domani devo uscirci a Sestri Levante. Ci tocca. Ti dico, come dice sinceramente... Traccadda, e salutiamo Esatto. ovviamente gli amici di Credisar, c'è da dare Credisar a questa torre, c'è da dargli credito, assolutamente, assolutamente. Speriamo che facciano una cessione del quinto, che è il miglior metodo di finanziamento possibile, perché te lo prendono direttamente dalla busta paga. Quindi, cara Torres, cerchiamo di chiudere la pratica direttamente domani a Sestri Levante, insomma, caro mio Andre. Ed è, secondo me, fondamentale, è un tema, cioè provare a partire bene a Sestri per non fare ragionamenti strani e voli pindarici a Sassari, al Vanisanna. Tra l'altro è uno, poi lo ascolteremo, degli argomenti anche centrali della conferenza stampa di ieri di Alfonso Greco. Piccolo inciso, Greco che ha parlato ieri perché la squadra è partita in anticipo stamattina a causa spostamento
degli orari dei voli che sta succedendo fisso ultimamente Sì. alla Torres, ti ricorderai, era già successo altre volte durante la stagione regolare e quindi insomma Andre, che dire, è stata una settimana, 2 settimane da Arezzo per Sì. provare diciamo a far passare quella che è stata la rabbia magari di quello che sono stati i minuti finali di Vispesaro San Benetese. Nel frattempo la Vispesaro è anche riuscita a essere eliminata dai playoff, forse ci fa un po' capire quanta voglia forse la Vispesaro ne avesse in questo post-season, e invece poi in generale per recriminare in queste 2 settimane sulle tante occasioni mancate, ultima tra le quali anche questa partita in casa, no? Col Gubbio di cui vediamo le immagini. Sì, no, assolutamente, queste 2 settimane devono essere per forza state fondamentali più che altro per lasciarsi indietro quello che è stato il campionato, resettare totalmente, perché se tu arrivi col rammarico, con la rabbia che ti ha dato quel finale di campionato, secondo me può essere deleterio, perché inizi a vedere, rivedi i fantasmi di un'annata in cui se qualcosa ti deve girare per il verso giusto, ti gira per il verso storto, come è stato proprio il finale. Quindi in questo senso qua 2 settimane utili per resettare, ma anche per provare a recuperare quelli che sono stati gli acciaccati. Ecco, in questo senso ci voleva questa settimana di pausa. Tu sei del team pro pausa? Sai che io avrei giocato Sì. subito? Ma io invece sono l'opposto, perché se giochi subito c'hai ancora, va bene, ok, che tieni il ritmo gara e tutto quanto, hai la possibilità di rifarti subito, però secondo me ci si arriva alla pausa proprio per staccare un attimo la spina, perché secondo me è fondamentale, più per staccare la spina, proprio per togliere via le scorie che ti ha lasciato quella non gara che non hai giocato, ecco, fondamentalmente quei minuti finali di Vispesaro San Benedettese. Poi staccare la spina a Sassari è quasi un insulto, non facile da fare. Assolutamente. Salutiamo Serafino che è arrivato, che dice buonasera. Poi c'è la positività di Maurizio che mi ero perso all'inizio, dice se non vincete vi salvate poi non vi segue, non vi tifa più nessuno. Quindi insomma Maurizio ha detto la sua, giustamente, questa Torres, So però perché mi comunque ricorda c'è un po' Buzz. un E po', sì. poi Bravo, un po' assolutamente. No, Andre, trasferta strana perché ci saranno Mm-mm. centinaia e centinaia di tifosi rossoblù. La Torres giocherà praticamente in casa, Sestri nel resto del settore dello stadio Sivori di Sestri Levante. C'è di fatto un centinaio di sostenitori o comunque di persone che seguono con costanza al Bra, ovviamente Bra, squadra piemontese, costretta per questioni logistiche del proprio impianto a emigrare tutta l'annata in Liguria, non sarà facile. Rispondo ancora a Tracada che ci chiede dei tifosi, non abbiamo ancora il numero ufficiale perché chiudeva in serata alle 19 se non sbaglio la vendita dei biglietti online per il settore ospiti, erano più di 200. L'ultima volta diciamo che ci è arrivato un aggiornamento dagli addetti stampa del Bra. Quindi più di 200, erano 150 dopo un giorno e mezzo, nella mattinata di oggi erano più di 200. Detto questo, Andre, doppia sfida con, ricordiamolo, la Torres che ha il doppio vantaggio perché può salvarsi anche con i 2 pareggi, salvarsi con diciamo, gli stessi gol nelle 2 sfide, cioè se vince 2-1 e perde 2-1 è salva, per capirci. Detto questo, che Torres ti aspetti domani dall'inizio? Cioè che atteggiamento vuoi vedere? Più che vuoi vedere ti aspetti da questa squadra dopo un finale di stagione comunque non facile, ricordiamolo, perché certo. c'è stata l'occasione mancata col Gubbio, poi la sconfitta con l'Arezzo e diciamo il passaggio ai play-out. Nel frattempo saluto anche Antonello che mi dà già un dato più aggiornato, 2,50, lui da tifoso avrà fatto il calcolo su Este mi sa si chiama, la Sì. piattaforma del Sestri Levante, dell'impianto del Sestri Levante, del Sivori, e quindi 2,50, sicuramente più del resto dello stadio.
Andre, che Torres ci aspettiamo? Questa è la domanda più difficile perché stamattina stavo pensando, no, un po' alla diretta tutto quanto. Già questa è una cosa comunque Esatto. E già che particolare. sto pensando è un successo e Esatto. questo Tu la mattina di è... solito fai altro. Esatto, infatti per esempio a lavoro ero assente, tipo. No, è difficile capire che Torres aspettarsi perché non lo so, sincero, è una risposta un po' strana, però ti dico, io mi aspetto una Torres che voglia essere propositiva da subito, come ha detto anche Greco, non dobbiamo fare calcoli, non dobbiamo pensare al doppio incontro, ai due risultati utili che abbiamo a favore, però in questo senso qua non te lo so dire. Mi aspetto in un mondo perfetto la Torres che prova da subito a fare la partita, da subito a prendere in mano il pallino del gioco per cercare di indirizzarla subito. Poi tra l'altro guardando la conferenza di Greco ho lasciato alla fine quella faccia che ha fatto e poi dovranno fare loro la gara al ritorno se in base a come si sarà messa, che diciamo ci può stare, e questo mi ha fatto capire l'atteggiamento magari propositivo sin da subito che potrà avere la Torres. Tu invece in questo senso? Ma io spero che parta molto forte, con un attacco alla profondità, senza fare calcoli, come ha detto Alfonso Greco. Credo che se riesce ad andare in vantaggio, indirizzi molto questa sfida, perché poi il Bra sarà costretto a sbilanciarsi tanto e poi fare male a una difesa come il Bra, a una squadra come il Bra in ripartenza. Ti crei il canovaccio ideale, ok? E quindi secondo me è Sì, molto importante provare a partire bene e mettere sul piano psicologico la sfida proprio nei tuoi binari, perché questa è una squadra che se deve andare lei a inseguire il piano psicologico del piano gara, secondo me fa molta fatica, invece se riesce a imporlo può far valere quella qualità che non è molto molto superiore, perché poi il campo ha parlato e se sei play out te lo sei meritato, però comunque è assolutamente. superiore al Bra. Vedo che ci sono già tanti pronostici, poi ci torniamo, ma abbiamo anticipato un po' le parole del mister e prima di andare a vedere i 3 temi che abbiamo scelto per Bra-Torres, andiamoci ad ascoltare quelle che sono state le parole ieri in conferenza stampa di Alfonso Greco. Non vede l'ora di giocare, anche perché insomma questa attesa è stata anche un po' snervante, no? A livello mentale, quindi abbiamo lavorato, ma i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita. La prima di 2 partite dove sappiamo insomma la posta in palio è importantissima e quindi dovremmo fare già da sabato la partita almeno all'altezza dei nostri standard, ecco. Queste sono partite particolari, dove non dico che si azzerano i valori, ma a livello mentale sono partite da affrontare nel modo giusto, perché leggo e sento dire in giro che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate. Le partite vanno giocate, prima vanno giocate e, ripeto, dovremmo fare almeno il minimo è essere all'altezza dei nostri standard per affrontare queste partite. Sappiamo che è un primo tempo, tra virgolette, quindi dobbiamo essere mentalmente bravi ad affrontare questa partita. Essere presenti, essere intensi, subito, già da sabato, perché non c'è alternativa secondo me. Diciamo che fare i play-out è diverso da fare i play-off sicuramente. Qui ci giochiamo la vita, tra virgolette, a livello sportivo. Ma guarda, noi dobbiamo pensare a noi a questo punto, non dobbiamo né pensare a quello che è accaduto, abbiamo avuto anche le nostre chance, no? Come posso dire, dopo una rincorsa fantastica, perché ricordiamoci come eravamo messi prima, abbiamo avuto le nostre chance e non siamo stati, tra virgolette, bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze e non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi. Diciamo che per il percorso che abbiamo fatto poi credo che avremmo meritato insomma di chiudere la stagione prima. Per come eravamo messi era una possibilità dove era da prendere in considerazione.
Però credo che per il percorso fatto, per quello che la squadra ha dimostrato soprattutto nel girone di ritorno, credo che evidentemente ci è mancato qualcosa nel finale, perché io penso poi alla fine tutto torna, no? Nel senso che potevamo chiuderla prima. È vero che l'avevamo anche chiusa forse a Pineto, tra virgolette, forse l'avevamo chiusa anche a Pineto, però dobbiamo andare oltre tutto e oltre tutti e sappiamo che dipende solo da noi. Noi non possiamo speculare su avere due risultati, noi dobbiamo fare la partita, come ho detto prima, intensi, presenti. Questo non vuol dire... Il fatto che il Bra sia costretto anche lui... Ma io credo questo ragionamento lo possano fare a ritorno, eventualmente nel caso in cui non hanno niente da perdere. Mi hai lasciato la faccina di Alfonso. No, io volevo farti due considerazioni. Una, quanto non è andato giù Pineto, la sfida di Pineto Vagamente l'ha fatto capire. capire. Le scelte arbitrali, immagino che si riferisca soprattutto a quello. E anche della sua squadra, però soprattutto anche quelli che sono stati un po' gli episodi che hanno condizionato quella gara. Ma, Andre, secondo la Torre sul campo avrebbe meritato di essere già salva? Perché io ti dico la mia, secondo me no. Anche secondo me, sono della stessa opinione, perché tu ti meriti la salvezza diretta quando riesci a incidere nelle gare che contano, nelle gare che ti servono. La Torres, vedi col Gubbio, vedi col Pineto, errori arbitrali a parte, sarebbe bastato fare un gol per essere salva matematicamente, così non è stato. Quindi se non riesci a fare quel passettino, a tagliare la linea del traguardo, è logico motivo che... ci sarà, certo. Esatto, assolutamente. No, tra l'altro io credo assolutamente che senza il ritorno di Alfonso Greco, magari con progetti un po' più campati per aria o con maggiori esperimenti, si rischiava di prendere la piega quasi del Pontedera, ok? Cioè stare anche sotto il Bra in questo momento, perché comunque la Torres aveva preso quella piega lì prima del ritorno di Alfonso Greco. Quelle stagioni in cui non ti gira niente, magari a gennaio sbagliavi ulteriormente dopo aver preso un allenatore, aver speso soldi per prendere un nuovo allenatore, perché Greco comunque era già libero paga, quindi non hai speso soldi in più. Anzi, hai risparmiato non richiamando il suo staff tecnico. Quindi in generale, secondo me, a Greco va dato merito che ha avuto la forza di portare questa squadra ai play-out e non era neanche così scontato per come si è messo in un determinato momento, però questa squadra si è trascinata dietro quelle lacune che erano magari evidenti in alcune partite che pur perdendo poco ha sbagliato a non portare a casa, specie in casa, al Vanissanna, dove non ha fatto i 3 punti. Sì, per episodi, però poi l'episodio è una squadra un minimo forte, non dico forte, li porta a volte dalla sua parte, almeno in un'occasione, in 2 occasioni. La Torres ha dimostrato di essere torre solo contro Livorno quando contava nell'ultimo periodo, poi ha lasciato per strada tante occasioni, pensiamo alla trasferta di Forlì, pensiamo appunto in casa col Gubbio, ma in generale non sono le uniche 2 in cui la Torres davvero ha lasciato i punti da salvezza diretta per strada. Andre, iniziamo con i 3 temi, perché siamo mezzo lunghi e poi so che c'è il dir con la vigilia del Cagliari alle 19, quindi siamo stretti. Allora, la lunga attesa, un po' ne abbiamo già parlato, dal punto di vista fisico tu mi hai detto per te un pro, non aver giocato subito dopo l'ufficialità, diciamo, di fare i play-out, quindi il sabato dopo Arezzo, per capirci, è stato Ma anche mentalmente. Esatto, volevo arrivare lì, ma anche mentalmente. Io invece ti dico la mia, secondo me fisicamente molto bene, mentalmente non lo so, tant'è vero che Greco la prima cosa che dice in conferenza stampa è sta lunga attesa è stata snervante, non vediamo l'ora di giocare, che è un po' il concetto che a Sassari ci siamo ripetuti tanti anni in contesti diversi, Certo. nelle ultime 2 stagioni per i playoff, quando la Torres arrivando seconda e terza ha iniziato una volta un mese dopo, un'altra volta 3 settimane dopo. Io credo che per questa squadra riflettere troppo non sia mai un bene. Certo. Non è una squadra riflessiva, non è una squadra che fa quadrato, è una squadra che ha bisogno di andare sulle ali delle emozioni
e quindi mi auguro che questa lunga attesa poi si tramuti in fame, in voglia proprio domani di mettere in campo qualcosa di diverso. Ti spaventa di più domani o il ritorno? In una gara che può essere anche molto tirata, perché comunque in campionato è finita in pareggio in entrambe le sfide. Cioè, dov'è che ti spaventa di più mentalmente la Torres? Ti dico, mi spaventa di più la gara di domani. Mi spaventa di più la gara di domani perché il Bra comunque in casa ha tenuto una buona marcia, ha fatto 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha tenuto anche una buona difesa, nonostante tutto, perché comunque ha fatto, diciamo, ha subito solo 25 gol dei 57 totali che ha incassato, quindi in questo senso qua è più pericolosa secondo me quella di domani, ma è più pericolosa anche perché ti arriva dopo l'attesa, e sebbene ho detto che comunque l'attesa può essere un qualcosa in più, però vai a capire come sono arrivati a domani mentalmente, se l'elettricità gli ha dato un po' di carica oppure se il pensare, il rimuginare può essere deleterio. Ecco, a me spaventa di più sinceramente domani, anche perché domani è un primo confronto con la realtà di quello che sarà questo doppio incontro, e quindi c'è un punto di domanda grande, mentre secondo me possibile, che è probabile, ecco, che al triplice fischio di domani abbiamo qualche punto esclamativo in più, qualche risposta in più, ecco, non so se in questo senso sei in linea con me. Beh, sì, chiaro che è una doppia sfida così dove hai 2 risultati su 3. Se domani fai quello che devi fare, la gara del Vanissana la vivi in modo totalmente diverso. Io mi auguro che abbia la forza questa Torres per vivere il ritorno in modo totalmente diverso. Secondo punto chiave dei nostri 3 temini dell'aperitivo, mentre Serafino dice domani mi aspetto una grande prestazione, è una conseguenza, no? Questo nostro secondo punto, ovvero le Sì. scorie di un finale di stagione che tra Gubbio, Arezzo e soprattutto Arezzo lato pensiero, lato radiolina fissa su Vispesaro Sammarinese, può aver lasciato nella testa più che nelle gambe di questa squadra, cioè essere figlia di un torto oppure non meritarsi pienamente di andare ai play-out. Secondo te quanto questo finale di stagione inciderà sulla prestazione di domani? Secondo me può incidere parecchio questo finale di stagione nella testa, ma allo stesso tempo anche il passato delle gare da dentro fuori della Torres, perché comunque il passato non ha mai portato bene. Faccio l'esempio del recente passato, ecco, dei playoff, però allo stesso tempo mi aspetto che la trasformi in rabbia, che è un po' più o meno un discorso simile rispetto a quello che abbiamo fatto ora. Però le scorie, se sei stato bravo in queste 2 settimane a togliertele di dosso, secondo me non ci sono e non incideranno così tanto. Il problema è che in questo senso qua potrebbero essere un problema, scusandomi per il gioco di parole. Quindi secondo me potranno incidere magari nei primi minuti, quando approcci alla gara e tutto quanto, che magari senti quella palla che pesa 3 kg, che sembra una palla medica piuttosto che un pallone da calcio, però vediamo un pochettino. Tu non so come in questo Ma senso io, quanto... guarda, l'ho detto anche in settimana, buongiorno Cielo 31, l'avversario peggiore è la Torres in questo momento. Le scorie io credo che si potranno vedere, a meno che la Torres proprio non dilaghi nei primi minuti, non riesca a fare 2 gol, 3 gol, come è successo con Livorno, per dire, quindi indirizzi proprio la partita a suo favore, si potranno vedere negli episodi. Cioè se rimane combattuta col Sestri, fatichi a fare gol, rimani lì, poi ti capita la mezza palla sporca in difesa, la palla nativa contro, l'FVS contro, che questa è una squadra che FVS contro ne ha Sì. avuti parecchi in stagione, e poi sai mentalmente ti sembra sempre di avere tutto il mondo contro quando le cose non ti girano. Ecco lì a come reagirà magari dalla palla sbagliata, dal gol sbagliato, dal calcio d'angolo regalato, dal rischio corso oppure dall'FVS contrario, lì ci accorgeremo se questa squadra ha la forza di testa di vincere un playout che sulla carta deve vincere perché è alla sua portata. Ultimo temino di questa penultima, purtroppo per noi, perché avremmo preferito chiudere 2 settimane fa, Sì. stagione di APERITORRES, scelte di formazione, quindi proviamo a buttarla un po' giù insieme, Andre.
tra leadership e condizione, perché tra leadership è un po' mancato un leader di questa squadra, c'è poco da girarsi intorno e al tempo stesso è una Torres che non ha proprio tutti gli effettivi in condizione. Giorico rientra dalla squalifica ma si è allenato poco. Zalandrea non sta benissimo, Zambataro si è fatto male con l'Arezzo, c'è ma da capire. Nunziatini sta provando a recuperare in extremis. Insomma, tu come la metteresti giù sta formazione? Considerato tutto questo che hai detto, sicuro la difesa è pressoché fatta. Metti Ida, Antonelli e Baldi, però allo stesso tempo, sincero, mi fido e non mi fido di quello che viene detto nelle conferenze pre-partita per quanto riguarda i disponibili o gli indisponibili, perché l'abbiamo visto durante tutta la stagione, molto spesso c'era sempre la sorpresina, il tranello di mezzo, un po' di pre-tattica che specie in queste gare così importanti ci sta ed è giusto farla. Quindi in questo senso, stando a quello che ha detto il mister, mi aspetto la difesa con Ida, Antonelli e Baldi, Sala e Zecca sugli esterni, Mastinu e Brentan, e poi davanti difficile, Di Stefano, Sorrentino. Si giocherà la carta Luciani? No, secondo me no. Infatti questo è anche un pochettino il dubbio. Tu non so in questo senso come... Ma sai, io provo comunque a tenermi Zambataro e Zecca se ne hanno, altrimenti metto Oliviero e Sala me lo gioco più avanti. Anche. Sala con Di Stefano e Sorrentino. Io in difesa da Andrea, se sta bene, per me deve giocare assolutamente, non c'è dubbio, con Baldi e Antonelli. E ovviamente Zaccagno tra i pali. Chi non ti ho detto, i due centrali di centrocampo, Mastinu, se non sta bene Giorico, Brentana, altrimenti sta bene Giorico, per me gioca Giorico, perché queste sono sfide dove ti giochi tutto. Tra l'altro ho fatto un errore, perché prima parlandoti delle scorie, ti ho detto dell'FVS, nei playoff, così come nei playout, c'è il VAR. Però il discorso non cambia, perché comunque se l'episodio al VAR magari ti dice contro, è vero che non puoi chiamarlo, diciamo è automatico, però è proprio la reazione all'episodio che ci farà capire che Torres avremo di fronte in questo playout. Andre, momento più difficile, ovvero quello del pronostico. Si sono già lanciati Serafino che dice 0-2 e Giancarlo Cornacchia, il collega che salutiamo, grande Gianca, un abbraccione, che dice 0-1, gol anche di Stefano. E ti dico la mia, prima di dire la tua, 1-2 Torres. Sì, secondo me 1-0-1 mi accodo a Giancarlo Cornacchia in questo senso qua. Poi si lancia anche il buon Gigi Canu 1-1. 1-1. Allora, Gigi non prende mai mezza cosa nel mondo sportivo. Quindi nel caso se dovete giocare qualcosa non prendete no, io siccome non le prende mai, io questo 1-1 me lo giocherei. Chiedetegli anche se i numeri, che c'è un Super Enalotto a cifre record, magari Gigi per una volta ci prende. Andre, siamo lunghissimi, però la fortuna vera è che il Sassarese Medio non ha fatto in diretta il pronostico, quindi ed è la prima volta in stagione, c'è la possibilità che potrebbe essere un segnale, ecco. È un gran segnale. Se gli amici del Sassarese Medio hanno fatto questa grazia, è anche vero che il mese mariano è iniziato il 1 maggio, quindi potrebbe essere un qualcosa di positivo per la Torres. Vi ricordo che domani mattina partirò per Sestri Levante, saremo là. Grazie ai nostri sponsor, che ringrazio anche prima della sigla, quindi Credisar che ci ha supportato in questo viaggio, l'agenzia di comunicazione di Gianluca Carbone e anche la macelleria Oggiano, che si è unita, diciamo, per questo playout a questo gruppo di imprenditori sassaresi che hanno creduto in Cielo 31 da tanto tempo. Va detto, macelleria Oggiano è stato il nostro sponsor davvero dal giorno 1 e quindi li ringraziamo. Saremo là come sempre pre-partita verso mezz'oretta prima della gara, perché mi raccomando che c'è anche poi cosa mangerò. In Liguria mangio sempre da Dio, quindi c'è poco da fare. È una terra dove mi muovo bene. Vorrei dirvi la mia Liguria, ma quello è un presidio slow food di Claudio Enconis. Quindi mi fate per favore, Roberta Marongio, mi fai chiudere questa trasmissione? Domani ci saremo da Sestri, arriveremo nel pomeriggio
diretta prepartita, ma anche pagelle, sala stampa. Siamo gli unici dalla Sardegna, lato giornalisti, che andiamo, quindi se vi va di stare con noi restate aggiornati su 131. Vi racconteremo un po' anche il nostro viaggio sui social, su Instagram, su tutte le varie piattaforme di 131. Ci sarà anche l'ampio post partita dove vi daremo in esclusiva le parole di Alfonso Greco, sperando di raccontarvi sicuramente un pomeriggio diverso rispetto a quello che è stato il pomeriggio di Arezzo, rispetto un po' a tutto quello che è stato il mood di questa stagione. Speriamo di festeggiare in coda questa annata rosso-blu. Grazie Andre. Grazie a te, eccolo il direttore subito della Serie Italia. Possiamo andare avanti a oltranza, così sì. la prossima diretta la fanno tipo tra mezz'oretta, non lo Tanto so. il direttore non ha impegni. No, il direttore è tranquillo. Il direttore Bene. può stare così da solo anche un'altra mezz'ora, anzi ci può guardare. Prossimo tema. Esatto, io a Roberta che sta scherzando la metterei a fare nuove grafiche in questo momento. Attenzione. No, battute a parte, Bene. ragazzi. Allora, Sì. mettete la campanellina, ci vediamo domani da Sestri, ore 17:30, 17:40 per il prepartita, ma prima ci vediamo sui nostri social. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Mi mancherà Luigi Canu, che domani lo mandiamo da solo a Cagliari. Buona serata, buon aperitivo, buon APERITORRES, ci vediamo domani. Sigla. Ciao. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.